Napoli abbiamo 20 minuti. Il ricatto di Putin al mondo. Le navi restano bloccate con il grano nel porto di Odessa. E dice Zelensky si rischia una catastrofe. Gli ospiti sono pronti. Noi facciamo le domande, sigla, copertina e poi iniziamo. Росія перекрила доступ до наших портів на Чорному морі і окупувала нашу частину берега Азовського моря. Внаслідок цієї військової блокади закрита більшість традиційних маршрутів української торгівлі. Наразі 22 мільйони тонн зернових в Україні знаходяться у сховищах. Ми не можемо направити їх на світовий ринок, де вони необхідні і саме зараз у цей час. І вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом і на інше продовольство можуть катастрофічно зрости. Вважаю, що Росія свідомо зробила ставку на продовольчу кризу, щоб збільшити залежність інших країн від себе і щоб доступ до продовольства став ще одним фактором тиску, саме тиску в глобальній політиці. Rischio catastrofe, dice Zelensky nella nostra copertina che ha montato Lorenzo Liprino. Oggi telefonata con il premier Draghi, sblocchiamo i porti insieme. Il titolo della puntata di questa sera è La guerra del grano. Ne parliamo con Maurizio Martina, vice direttore generale della FAO. Bentornato. In studio il professor Giulio Tremonti, presidente Aspen Institute Italia. Bentornato anche a lei, professore. Poi abbiamo collegato con noi Federico Allamprese, imprenditore, una vita tra le farine. Partiamo subito da lei, perché se come dipendenza dal gas siamo messi male, per quanto riguarda il grano invece l'Italia è messa decisamente meglio. Allora lo chiediamo a lei, Federico, lei imprenditore, una vita tra le farine, la vostra scelta è controcorrente perché sono solo farine italiane, perché? Sì, lo facciamo innanzitutto per aiutare la filiera, quindi è un piacere per noi contribuire al mercato nazionale. Quello che per me è importante dire è che la situazione è più o meno simile a quella dell'energia. Noi non siamo autosufficienti con la produzione del grano e dobbiamo comprare il grano all'estero. Lei compra grano all'estero? Noi compriamo anche grano all'estero, abbiamo i nostri brand che indicano grano italiano quando bustiamo e confezioniamo grano italiano, e invece poi abbiamo dei brand senza indicare la provenienza quando compriamo del grano all'estero. Comprate da Russia e Ucraina? L'Italia non è autosufficiente? No, non abbiamo mai comprato da Russia e Ucraina, ma per un puro caso, insomma, ecco. Certo. Torno da lei tra poco. Direttore Martina, allora scenari di guerra su vari piani, le armi, l'energia e la fame. Tutti i niet di Putin, l'ultimo è stato al premier Draghi ieri, che non vede spiragli né per la pace né per lo sblocco, diciamo, delle farine, del grano che è bloccato a Odessa. Da lì passa il 95% delle esportazioni e a rischio complessivo c'è il 25% del grano mondiale. Zelensky parla di possibile catastrofe. Ci sono rotte e mercati alternativi? Sì, ci sono mercati alternativi, ma bisogna sbloccare quelle tonnellate di grano che da troppo tempo stanno ferme in quei porti, perché sono tonnellate importanti. Stiamo ragionando di più di 20 milioni di tonnellate, perché è fondamentale che quel grano addirittura rischia sostanzialmente di marcire. Il deperimento, certo. Il deperimento se rimane fermo lì dov'è. Perché è importante quindi sbloccare immediatamente quelle tonnellate di grano e di beni agricoli fondamentali. Parliamo anche di mais, non solo di grano. E, ci sono delle rotte alternative, ma sono imparagonabili all'accesso che invece si ha tradizionalmente dalle produzioni che generalmente prima della guerra si facevano lì. A me pare molto importante l'iniziativa che il governo italiano ha intrapreso in queste ore. Non è un'iniziativa di rito, comunque è un'iniziativa che segnala la specificità anche del ruolo che l'Italia può avere in questa fase, cioè in particolare con Putin sul nodo strategico della sicurezza alimentare,
guardando al teatro di guerra e guardando al Mediterraneo e all'Africa. Sì, infatti, professor Tremonti, la crisi alimentare causata dalla mancanza del grano sia ucraino che russo forse avrà delle ripercussioni sull'Italia almeno a lungo termine, non a breve termine, soprattutto per l'Africa che invece è molto dipendente. Ma è un po' tutto connesso, e ha ragione Martina. L'Economist, così dimostriamo che non siamo provinciali, dice la catastrofe sul cibo che sta arrivando. Per la verità in Inghilterra hanno appena anche pubblicato la apocalisse finanziaria in arrivo, quindi direi che non Secondo ci lei chi ha siamo ragione? tutte e due, nel senso che sono anelli di una catena, quella della globalizzazione, anelli che si stanno come dire, distaccando e precipitando. E questo dà l'idea del tempo drammatico che stiamo vivendo. Se anche non ci fosse la guerra, comunque avremmo problemi, catastrofi e questo è il punto. Sulla guerra io mi permetto di dire, quando fai una iniziativa diplomatica, prima la fai e hai un risultato e poi la dici. Non è materia da conferenze stampa. Si sa che l'Italia ha enormi interessi, come tutti gli altri paesi del Mediterraneo, e si sa che la posizione di Putin è, come dire, affatto particolare. Però torno a dire, se vuoi un risultato, questo per l'esperienza che in silenzio? E non si fanno le conferenze stampa. Allora, detto questo, prego. è realmente il caos. È realmente il caos. Andiamo a Padova. Allora, voi fate anche molto export. Questa carenza di grano ha ovviamente come primo effetto l'aumento dei prezzi. Voi a chi vendete in particolare e ci spiega il meccanismo di quanto sono aumentati in questo momento i prezzi? Sì, noi vendiamo prevalentemente al fornaio artigiano e per questo non si può parlare di crisi del grano senza parlare del crisi del fornaio artigiano. Il fornaio artigiano fa l'85% del mercato nazionale, sono 20.000 imprese, quindi solo il 15% è industria, sta soffrendo moltissimo anche perché si è trascinato tutta una serie di servizi che dava durante il lockdown, cioè i panifici non sono mai stati chiusi, non hanno mai avuto ristori e il mercato della panificazione, quindi del grano, è fondamentalmente riferito al panificio artigianale. È qui che bisogna guardare, secondo me, se si vuole cercare di trovare delle soluzioni e comunque, come diceva il ministro Tremonti, è tutto connesso perché anche all'estero la situazione un po' più rosea, un po' meno rosea, comunque ha sempre degli aspetti di criticità. Io esporto a Dubai e negli Emirati Arabi e anche lì i prezzi sono in salita e le farine hanno avuto diciamo degli aumenti veramente vertiginosi. Allora, lo sblocco del porto di Mariupol, torno da lei tra poco, lo sblocco del porto di Mariupol promesso dal Cremlino, il via libera alle navi, che dà il via libera alle navi straniere ma non a quelle ucraine, e poi c'è l'accusa che viene fatta ai russi di rubare il grano ucraino. Allora andiamo a Mosca dove c'è il nostro corrispondente Marchinaro, perché oggi Putin ha risposto. Mark. Sì, Manuela, buonasera. Qui ci sono varie cose che forse da Mosca andrebbero in qualche modo precisate. Anzitutto il fatto che oggi c'è stata una telefonata, un po' come quella di ieri del nostro premier Draghi, su iniziativa stavolta del cancelliere austriaco Karl Nehammer, che ha chiamato Putin e da Putin sostanzialmente ha ricevuto lo stesso tipo di risposte che aveva avuto ieri Draghi, ossia le sanzioni occidentali antirusse sono quelle che hanno messo davvero in crisi il sistema globale di trasporti marittimi, non hanno alcun fondamento, gli ha detto Putin, le accuse di chi imputa alla Russia la responsabilità della crisi alimentare mondiale, anzitutto perché era già andata in crisi con i 2 anni di pandemia e le sanzioni occidentali degli Stati Uniti e dell'Europa antirusse non hanno fatto altro che mettere in ginocchio questo sistema complessivo della logistica. Altra cosa che qui viene stata detta
da Putin oggi è che la situazione come a Mariupol si può risolvere anche negli altri porti quando Kiev deciderà di sminare i suoi porti dalle sue mine, rendendo quindi possibile il passaggio delle navi che sono attualmente bloccate. A dimostrazione sta il fatto che appena hanno sostanzialmente stabilito il controllo su Mariupol, i russi hanno sminato il porto e hanno aperto un corridoio che da Mariupol attraversa il mare di Azov fino a raggiungere le acque internazionali del Mar Nero, consentendo l'uscita in sicurezza lungo un percorso, un corridoio navale sminato e sicuro delle navi. L'altro giorno ne sono uscite 5, oggi altre 5 navi straniere che portavano grano, attenzione, ma anche fertilizzanti. Al cancelliere austriaco Putin ha anche confermato di essere tra l'altro disposto a trattare con l'Ucraina per lo scambio dei prigionieri, e come all'Italia anche all'austriaco Putin ha garantito l'impegno di Mosca a rispettare tutti gli impegni contrattuali nelle forniture di gas. Poi c'è una notizia che insomma non è una notizia perché è un dato evidente. Attenzione a parlare di blocco, è vero sono 20 milioni di tonnellate, ma l'Ucraina è il 7° produttore mondiale di grano, il primo al mondo è la Cina, il secondo è l'India, il terzo è la Russia. Perché è importante parlarne? Perché va collegato per esempio la notizia della crisi alimentare mondiale col fatto che la Cina ha bloccato l'esportazione l'India ha bloccato l'esportazione di grano. E attenzione, lo ripeto, l'India è il secondo esportatore produttore mondiale, così come ha bloccato anche l'esportazione di zucchero, per cui come dire le misure di protezione, di protezionismo attuate anche dalla Russia non sono soltanto appunto di Mosca ma anche dell'India, e Putin ha insistito sia con Draghi che con Nehammer sul fatto che la catena logistica di distribuzione e di trasporto marittimo si è di fatto spezzata con le sanzioni occidentali antirusse che ha detto sono politicamente motivate. Quindi questo è, insomma, un po' la situazione vista da qui e raccontata da qui, da Mosca. Grazie Marc. Allora, direttore Martina, è una percentuale molto alta, diciamo intorno al 30%, quindi un terzo del territorio dei campi ucraini rimarrà incolta in questa fase, no? Rischia assolutamente di rimanere incolta. Allora, sì. fino a che punto l'Italia può rispondere a questa situazione di crisi? Ossia, si può avere un aumento della produzione, si può fare una riconversione delle coltivazioni, perché tra l'altro al sud, in Sicilia e in Puglia, mi pare che quest'anno a causa della siccità ne avremo anche meno. Sono scenari diversi. L'Italia ha un tema che è quello di fare una vera riflessione strategica su come aumenta la propria capacità produttiva su alcune filiere fondamentali. Diciamoci le cose chiaramente, non si ragiona di questo da oggi a domani. Bisogna programmare una politica. L'Europa ha aperto alcuni spazi anche per coltivare di più. Il tema per un agricoltore è se conviene coltivare, cioè se i suoi costi di produzione sono almeno, o meglio se i suoi ricavi sono almeno sufficienti per coprire i costi di produzione. Vorrei sottolineare che l'elemento che veniva richiamato prima da Federico, cioè la questione anche energetica nell'impatto su queste filiere è decisiva, ne abbiamo già parlato altre volte, ma l'aumento del costo dei fertilizzanti è una delle partite decisive di questa grande crisi e bisogna inquadrare tutto questo ragionamento. Senta, professore, abbiamo sentito anche le decisioni che ha preso l'India, che è il secondo produttore mondiale, no? Forse, come ha detto in una battuta il professor Cottarelli qualche giorno fa, il raccolto... mangeremo del riso orientale? Questa è l'alternativa? Mi fa un'altra domanda. Vorrei dire questo però, Mi dica. ed è un altro elemento di scenario. Su questa crisi non solo c'è speculazione sui prezzi, ma ci sarà anche la tendenza delle grandi industrie chimiche a modificare il cibo che noi mangiamo, cioè a dire i cibi sintetici. La grande partita è questa: manca il cibo normale, ti facciamo noi il cibo artificiale, e questa è la colossale partita che viene... Questo ne parliamo tra un attimo perché voglio sentire anche gli altri ospiti su questo, però l'apertura di Putin su un negoziato che ha come base il grano, in cambio c'è il ricatto di togliere le sanzioni, ma è una mini apertura che potremmo leggere come un segnale positivo?
Senta, credo di no, e non mi sembra una grande novità, sono giorni e giorni che dice le stesse cose. Allora, il ministro Patuanelli oggi ha detto che al momento non ci sono problemi di quantità, ma il problema reale è rappresentato appunto dal prezzo. Allora, lui è il ministro delle politiche agricole, diversa, lo dicevamo, è la storia del mais, da cui dipendiamo per il 15-13%, e i fertilizzanti, che dicevamo che tutto questo poi va a ricadere sulla nostra produzione. Federico, è così? Quanto pesa sui prezzi? Quanto sono aumentati i prezzi? Sì, il ministro ha ragione, per chi può comprarlo non ci sarà problema di scarsità. In maniera tecnica, con un po' di approssimazione, si può dire che un anno fa un chilo di grano costava 0,20 centesimi. Oggi costa 0,45, è molto probabile che a luglio costi 0,55. Quindi c'è comunque una fase rialzista. Come dico, al rialzo, questo si scarica quasi totalmente sul fornaio artigiano e il consumatore può fare altre scelte, il fornaio artigiano no, e quindi questi costi possono essere sicuramente assorbiti da alcuni, da altri no, problemi di scarsità non ce ne saranno. Allora, intanto da lunedì, grazie non Federico. mancherà la farina. Torno tra poco, perché da lunedì ci sarà un Consiglio europeo straordinario proprio per scongiurare una crisi alimentare globale dovuta al blocco delle esportazioni dall'Ucraina. Sono infatti moltissimi i paesi che in questo stanno soffrendo, per questo sono l'Africa, il Medio Oriente. Noi, diciamo, l'altra faccia di questa globalizzazione, forse professore ne parlavamo prima, alla fine però c'è sempre qualcuno che ci guadagna. Assolutamente sì, abbiamo detto certamente la speculazione e molto probabilmente l'industria chimica che sostituirà o cerca di sostituire il cibo normale che non c'è con un cibo artificiale che verrà prodotto e imposto a mezza umanità. È questo il rischio che corriamo? Ma questo è un rischio che corriamo. Come dicevamo qualche tempo fa, il divorzio tra agricoltura e alimentazione, no? La separazione di queste due grandi linee che si sono sempre nella storia tenute. Con in mezzo alla chimica. Con in mezzo alla chimica e artifici come quelli appunto del cibo sintetico che in laboratorio tende sostanzialmente a sostituire... No, anzi, quello lì ci sta venendo sono fuori. ingenti finanziamenti. Ingenti finanziamenti globali su questo fronte. Ora, collocare questa riflessione... O fatti da persone private? Beh, principalmente da grandi capitali privati, prima di tutto. Collocare questa riflessione nel bel mezzo del momento storico che stiamo vivendo ha senso, perché significa ragionare anche un po' della prospettiva che abbiamo davanti. Il tema decisivo per me è anche ragionare del fatto che i cambiamenti climatici sono una realtà in agricoltura. Si diceva dell'India, io vorrei ricordarvi che l'India sta soffrendo la stagione più calda della sua storia recente e stiamo parlando di più di 1 miliardo di persone. Anche quando ragioniamo di queste dinamiche, teniamo conto dell'enormità delle questioni, teniamo conto del fatto che la Russia ha dei contratti aperti cui dovrebbe assolvere in fatto di esportazione di grano, che se guardiamo ad esempio a un paese cruciale come l'Egitto di 100 milioni di abitanti, lì c'è un 70% di grano che storicamente, contrattualmente arrivava dai due paesi, purtroppo oggi nel pieno del conflitto. Quindi sbloccare queste dinamiche significa affrontare questi nodi, che sono nodi di contrattuazione, di contratti che devono essere rispettati, ma anche fili che legano alcuni paesi delicati ad altri. Mi dica una cosa, ma la stagione nostra invece dal punto di vista climatico, quanto ha influito sulla produzione di quest'anno? Io dico questo, ogni paese sta soffrendo l'impatto del cambiamento climatico, nessuno escluso. Se voi guardate i dati delle produzioni di grano in Francia, in Canada, parlate con i nostri agricoltori, guardate quello che sta succedendo in India, pensate a quello che sta facendo la Cina, sta investendo per aumentare la propria produzione, anche lì c'è l'effetto del cambiamento climatico che impatta su un altro gigantesco paese. Pandemia, no? Il combinato tra guerre e conflitti, cambiamento climatico e shock economici derivanti dall'emergenza sanitaria, queste 3 C, conflitti, Covid e clima,
Sono le 3 C fondamentali di questo nodo. Sono le 3 C della emergenziale. catastrofe, professore? Diciamo che le leggevamo su The Economist. No, un altro punto però, domani c'è il vertice europeo. Sì. Non puoi andare con primi ministri o governi separati. Cioè non ha senso, se c'è l'Europa va prima telefona all'italiano, oggi l'austriaco, domani se c'è l'Europa e dovrebbe esserci, su questo campo potrebbe essere molto forte, può essere solo unita. Diversamente trasmetti un messaggio di non consistenza e questo è negativo. Sull'agricoltura l'Europa può fare e in ogni caso ha una tradizione di unità, di efficacia. Quella potrebbe essere una delle partite. Ricordiamoci che l'Europa si è fondata anche sulla politica agricola. Sì, alla È stato ed è uno dei pilastri fondamentali. Era il carbone, Esatto. l'acciaio e comunque l'agricoltura. E poi le politiche agricole. Facciamo aggiungere alla nostra conversazione anche il collega Luciano Capone. Andiamo nella redazione del Foglio perché domani esce l'inserto di review dedicato alla libertà e i tuffi nell'ignoto. Ne abbiamo raccontati vari di tuffi nell'ignoto, sia questa sera che questa settimana. Luciano? Sì, appunto la nostra è una rivista letteraria e culturale, si parlerà di libertà in senso ampio, sia in Italia ma anche nel resto dell'Europa, affrontandola dal punto di vista culturale, ad esempio parlando di paesi come la Finlandia che devono declinare la propria libertà in maniera diversa rispetto a prima, confrontandosi con questo vicino ingombrante che è la Russia, quindi rinunciando alla loro storica neutralità e quindi interpretare la loro libertà in maniera diversa, o in paesi appunto come la stessa Russia che ha aggredito l'Ucraina ma dove ci sono anche all'interno di quel paese delle vittime della libertà e della repressione, e c'è il racconto di una giornalista, Alla Gutnikova, che è una dissidente che è stata arrestata per aver pubblicato un video e racconta in maniera poetico-letteraria la sua detenzione e gli interrogatori subiti. Quindi questo è un momento molto complicato per anche il concetto di libertà cambia molto Per e lo vediamo tutti i appunto settori. per paesi come l'Ucraina dove la libertà è addirittura fame e quindi era inimmaginabile fino a 3 mesi fa. Una fame che rischia anche di essere contagiosa. Grazie Luciano, ci vediamo domani in edicola allora con review, l'inserto del Foglio. Ciao Luciano. Allora, la crisi umanitaria sta portando l'Europa anche a riconsiderare l'uso degli OGM. No, attenzione. No? Attenzione. No? Perché diciamo una versione aggiornata potrebbe anche aiutare nella produttività. Potrebbe essere una soluzione? C'è una novità scientifica. Ci sono ormai delle tecnologie, delle vie di ricerca anche genetica vegetale sostenibili diverse dagli OGM degli anni '80, per capirci. Certo, non erano quelli tradizionali. Siamo di fronte a un cambio di fase che anche l'Europa deve cogliere. Io vorrei sottolineare che l'Europa sta tardando troppo a normare giuridicamente queste tecnologie. Sono fondamentali per una ragione. Se noi diciamo che c'è il cambiamento climatico che impatta sull'agricoltura e poi non abbiamo varietà resistenti a questo cambiamento climatico, poi non possiamo stupirci di avere la fame Quindi nel mondo. favorevole? Io sono favorevole anche perché scientificamente siamo su una frontiera di sostenibilità che è imparagonabile alla discussione di qualche anno fa. Si può fare, professore? Mi fido di Martina, confesso una relativa ignoranza. Sentiamo Federico, si può fare? OGM ti convincono? Sì, a mio avviso bisognerebbe partire dalla ricerca. Esiste l'EFSA, che è l'autorità europea per la sicurezza alimentare, affidare una ricerca all'EFSA per vedere se gli OGM fanno bene o fanno male. Non chiamateli OGM, per favore. Allora, come li dobbiamo chiamare? No, queste sono Come proprio vanno tecnologie diverse. Sono diverse. biotecnologie, è ricerca genetica vegetale. Di un'altra frontiera, si chiamano CRIPS. CRIPS, mi piace. Se volete di più. vi dico anche il nome tecnico, ma la sostanza è che non è la transgenesi. Ok, bene, i CRIPS, studieremo professore anche i CRIPS. Io ho una profonda fiducia nella scienza occidentale. In un anno abbiamo avuto i vaccini, per inciso la Cina non ha ancora i vaccini.
Ora, io ho molta fiducia in questo, però anche nel controllo che viene esercitato dalla morale e da una tecnica non necessariamente pagata da quelle ricerche. La ricerca pubblica è La fondamentale. ricerca pubblica. Manca la mano pubblica, ci sarebbe bisogno della mano pubblica. Allora, grazie direttore, grazie professore, grazie anche a Federico, grazie a voi per essere stati con noi. Ci vediamo con Post lunedì. Buona serata.